L'isolamento per l'essere umano crea tantissimi disagi, possiamo parlare degli anziani, dell'isolamento eccessivo, dei declini, piuttosto che delle violenze domestiche che si sono acuite in questo periodo, piuttosto che gli adolescenti che molto hanno sofferto questo isolamento e in alcuni casi lo hanno addirittura prorogato come una sorta di hikikomori, questa sindrome proprio di ritiro sociale. Ed è proprio questo l'aspetto che più preoccupa gli stessi specialisti che negli ultimi tempi hanno visto un aumento tra i più giovani di casi di hikikomori, una sindrome cresciuta negli ultimi anni e che ha subito un significativo incremento durante il lockdown. Molti adolescenti, io vedo, hanno addirittura prorogato il tempo di questo ritiro sociale chiudendosi proprio nelle loro stanze e quindi cominciando tutta quella sintomatologia e comportamenti che sono tipici, quindi il vivere nella camera, mangiare nella camera, aver timore della propria immagine corporea, aver timore di incrociare, di incontrare altri ragazzi. Un alibi, sì, una sorta di tasto di pausa alla propria vita che però ovviamente tampona ma non risolve. Importante nell'aiutare i ragazzi ad uscire da questa condizione il comportamento dei genitori a partire dal dialogo. Provare ad iniziare a parlare di questo comportamento tentando di non essere accusatori con loro perché in fondo è un segnale di sofferenza.